Coach Volpato, un'importantissima vittoria per 71-55 contro Monfalcone. Dopo un avvio dove vi siete un po' studiati, dove le difese hanno vinto sugli attacchi, c'è stata una grande reazione nel terzo quarto, siete stati anche molto precisi dalla lunetta e importantissima vittoria, è la quarta nelle ultime 5 partite. Come si vive questo momento? Beh, si vive con diciamo la consapevolezza che questi risultati sono figli anche di quanto stiamo facendo da 2 o 3 mesi. Dobbiamo crescere e stiamo crescendo. Dovevamo farlo prima di cominciare il precampionato anche, ma noi la nostra forza pensiamo di averla, però siamo anche consapevoli di avere i piedi per terra. Abbiamo fatto una partita diciamo attenta come l'hanno fatta loro nei primi 3 quarti, sempre attaccati, ci siamo studiati, le difese hanno lavorato bene. Noi abbiamo giocato con più continuità di squadra e tenendo conto anche delle nostre caratteristiche, che ogni tanto abbiamo forse anche il bisogno di fare qualche cosa fuori dalle regole, tra virgolette. Però credo che i ragazzi siano stati bravi a interpretarla nella maniera corretta, perché nel momento in cui abbiamo contestato i tiri abbiamo preso i rimbalzi al netto del primo quarto, che ci siamo fatti prendere 2 o 3 rimbalzi offensivi dai piccoli, però poi dopo invece abbiamo finito con 40 rimbalzi e questo conta molto, vuol dire che contestando gli altri abbiamo poi preso i rimbalzi che ci hanno permesso magari anche di fare dei contropiedi, ma soprattutto i contropiedi li abbiamo fatti quando abbiamo contestato con l'aggressività giusta la palla e siamo riusciti a recuperare quei 2 o 3 palloni sporcandoli, che poi dopo sono quelli che gasano un po' anche tutta la convinzione difensiva e li abbiamo tradotti in contropiede, quindi un po' l'idea di quello che io voglio che questa squadra faccia, quindi che sia una squadra attenta a ripartire sempre e velocemente. Poi abbiamo tirato anche una quantità importante di tiri liberi e questo significa che l'attacco ha cercato di costruire vantaggi e giocare contro la difesa che cercava di toglierci vantaggi. Questo ha procurato l'occasione di fare dei buoni tiri liberi, per cui bene, è stata una settimana faticosa, però i ragazzi li ho visti sul pezzo e questo è ovviamente un buon auspicio. Dobbiamo continuare così, mi sembra che i ragazzi abbiano proprio la voglia e l'attenzione per continuare a fare bene. Sì, come hai detto tu, è stata una settimana difficile, avete avuto la trasferta di Ragusa e adesso sarà una settimana importante per preparare una sfida che per te è molto importante in quanto ex della partita. Andrete nel campo di Mestre capolista, cosa ti aspetti da quell'incontro e come vorrai preparare quell'incontro? Beh, lo prepareremo con l'attenzione dovuta, come l'abbiamo fatto con tutte quante le altre squadre, consapevoli che andiamo a incontrare una squadra molto, molto forte, che ha dichiarato diciamo l'obiettivo stagionale, quindi di arrivare nelle prime 4 e a tutta diciamo, l'intelaiatura giusta e opportuna per farlo. Sì, per me è sicuramente importante, sono stati 4 anni di grande soddisfazione e lavoro, i risultati diciamo, di crescita della società, che adesso ovviamente ha consolidato la loro forza e stanno facendo veramente molto bene e hanno tutto il diritto di farlo perché si sono strutturati per bene. Cercheremo di trovare il modo di far capire ai ragazzi che noi possiamo stare in campo contro tutti. Se vado indietro di 1 mese e mezzo, quasi 2, lo abbiamo fatto a Orzi Nuovi, dobbiamo farlo dappertutto. Certo, abbiamo avuto degli up and down con altre situazioni, Capo d'Orlando come su tutte. Se facciamo tesoro delle esperienze possiamo andare a Mestre e cercare di fare in modo che la partita non sia solo diciamo, facile per loro, ma possa essere difficile per loro. Se sarà così ci giocheremo le nostre possibilità. Bene coach, in bocca al lupo, buona settimana e intanto complimenti per la vittoria. Crepi il lupo.